Buonasera a tutti. Io credo che l'introduzione, che purtroppo richiama fatti recentissimi e noti a tutti, in realtà introduce in modo straordinario e straordinariamente efficace anche un aspetto che ci dice come stiamo assistendo, e stasera ascolteremo una testimonianza su un'esperienza che è un'esperienza di libertà. La libertà di esercitare un mestiere associandolo alla verità. È una condizione straordinaria che però potrebbe caratterizzare l'esperienza di tutti noi se quei pochi principi che si possono condividere fossero improntati ad una determinazione e ad una fede in qualche modo civica, civile, laica, che abbia chiari i fondamentali, sui quali dovrebbe, purtroppo è necessario usare il condizionale, essere improntata l'esperienza della nostra società civile. Noi abbiamo questa sera con noi uno straordinario professionista che in realtà rischia di essere considerato un eroe e per molti aspetti ha confrontato con l'esperienza quotidiana di ognuno di noi, ha un comportamento e una condizione eroica del vivere il suo mestiere. Una madre di famiglia costretta a vivere sotto scorta perché solo ha esercitato la libertà di dire la verità, anzi ha esercitato la libertà di esplorare il mondo per capire qual era la verità, è sicuramente un'esperienza traumatica. E quindi da qui deriva questa ipotesi, quest'aura di eroismo, perché in realtà è un comportamento straordinario, non è il comportamento quotidiano di tutti noi. Eppure è assolutamente necessario che qualcuno lo faccia e ci troviamo in presenza di una persona che lo fa con una determinazione quotidiana, con risultati anche che hanno una loro progressione, che ci introducono e lacerano, contribuiscono a lacerare quel sipario che ci fa vedere che viviamo in un mondo che è solo apparentemente normale, che è solo apparentemente regolare, che è solo apparentemente legittimo e onesto. Abbiamo avuto appena testimonianze su tutti i grandi media di una condizione che ha messo in piazza un aspetto che è assolutamente coerente e contiguo alle condizioni malavitose, mafiose investigate dalla nostra giornalista. Non ce lo saremmo aspettato, così perlomeno. Così violentemente è venuto a modificare la visione che abbiamo delle cose. Eppure questa è la realtà con la quale Federica Angeli da anni convive. E allora io aprirei questa serata chiedendole perché, come ci è arrivata a a un'esperienza di questo genere. Immagino cominciando da cronista di Nera, ma sì, poi facendolo evolvere. Sì. Buonasera signori, grazie per avermi invitato, mi fa molto piacere essere qui con voi. Io inizierò raccontandovi quella che è stata, un'inchiesta giornalistica che poi mi ha portato a vivere in questa condizione da 1 anno e mezzo. Vengo incaricata dal mio giornale per il sito di repubblica.it, di fare un'inchiesta su Ostia, avendo carta bianca di poter investigare come volevo. Ovviamente la sollecitazione veniva da me, non solo perché
occupandomi di cronaca nera e giudiziaria ormai da 18 anni, il panorama romano lo conosco come le mie tasche, ma proprio perché io, abitando ad Ostia, vedevo delle situazioni che dal 2009 io ho sempre chiamato mafia, andando un po' contro a tutto quello che era, come dire, il tipo di investigazioni che venivano fatte dalla Procura di Roma, dagli inquirenti, dai poliziotti, dai carabinieri, che andavano contro questa mia tesi che si potesse chiamare mafia un gruppo di persone romane. Perché se la magistratura giudicante ha sempre considerato l''ndrangheta o infiltrazioni di questi personaggi di Camorra o di Cosa Nostra su Roma come mafie, chiamandole e bollandole col giusto articolo penale, su Roma non ci siamo mai spinti più dell'associazione a delinquere. Persino la nota Banda della Magliana, che sicuramente conoscerete, di cui avrete sentito parlare, in Cassazione non è passato il 416 bis, ovvero l'associazione a delinquere di stampo mafioso, ma è rimasta comunque una semplice associazione a delinquere. Io invece, osservando quello che succedeva a Ostia, mi sono resa conto che se per 30 anni c'è stato il silenzio e la gente e le istituzioni si sono voltate dall'altra parte, è cresciuta quella che io chiamo mafia. E quindi comincio a fare questa inchiesta sul campo, perché io così lavoro. Io sono una cronista a cui piace fare del giornalismo investigativo, quindi io mi infiltro sempre nelle realtà. Ho trascorso 9 mesi, per esempio, con un gruppo di albanesi per scoprire il traffico di armi su Roma, come e da dove arrivassero queste armi per poi essere vendute a tutte le associazioni criminali italiane. Quindi ho vissuto tecnicamente 9 mesi con queste associazioni, ho provato a infiltrarmi come escort per arrivare ai fissini di Berlusconi, ho assistito a combattimenti clandestini di Pitbull e arrivo poi a entrare, diciamo, proprio nel cuore della mafia romana. E come lo faccio? Prima, diciamo, creo una mappa nella mia testa di quello che stava succedendo sul territorio. A Ostia ci sono 3 famiglie malavitose, i cui nomi ora io vi farò, perché vorrei che al nord e ovunque si cominciasse a familiarizzare anche con questi cognomi, che diventassero, come dire, noti così come Rina e Provenzano. E le 3 famiglie che abitano su Ostia mafiose sono i Fasciani, i Triassi e gli Spada. Gli Spada sono un clan nomade, i Triassi sono mafia agrigentina da sempre, da oltre 50 anni, arrivati a Roma e cresciuti criminalmente su Ostia, e i Fasciani sono un gruppo che viene da Capistrello, Abruzzo, anche loro con, diciamo, la conquista, diciamo, del malaffare della capitale, per cui da Ostia il traffico della cocaina, contrariamente a quanto si possa pensare, non è in mano all''ndrangheta, che invece lo detiene in tutto il mondo. Su Roma era in mano ai Fasciani. E siccome per tanto tempo queste famiglie hanno potuto fare ciò che volevano, si sono prese tutta quella che è la risorsa, diciamo, principale di un territorio come Ostia, ovvero gli stabilimenti balneari, e quindi avevano ormai, diciamo, si erano ripuliti dalla loro come dire, immagine di criminale di strada, entrando nel tessuto economico di quella fetta di Roma che dista 22 km dal centro di Roma. Mi accorgo però, nel momento in cui inizio a fare questa inchiesta, che gli Spada, che erano il gruppo appunto di nomadi rimasti un po' indietro rispetto agli altri, stavano tentando anche loro l'emancipazione, quindi di entrare nel territorio attraverso la presa degli stabilimenti balneari e delle attività commerciali. Per cui mi prendo un po' di carte e vedo e parto da un'intercettazione che avviene tra il cugino del capo clan degli Spada, che si chiama Armando Spada, nell'ufficio del direttore dell'ufficio tecnico di Ostia, ovvero quello che dà le concessioni balneari. E lui gli dice: io voglio il chiosco di quelli che abbiamo ammazzato noi. Questo avviene nel 2012. Quelli che hanno ammazzato loro sono 2, i cui nomi di battaglia vi faranno sorridere, sono Baficchio e Sorcanera, che detenevano tutti i chioschi e gran parte degli stabilimenti balneari di Ostia. Quindi lui reclamava tranquillamente: io voglio il chiosco di quelli che abbiamo ammazzato noi. Ma il direttore dell'ufficio tecnico dice: sarà poco forse dargli un chiosco, per cui diamogli il miglior stabilimento che abbiamo. E nel giro di 5 giorni, era il 2012, viene revocata la concessione a questo stabilimento che si chiama Orsa Maggiore ai vecchi proprietari che per 30 anni lo avevano gestito, con un cavillo.
ovvero gli contesta il direttore dell'ufficio tecnico il fatto di aver commesso una gravissima irregolarità. Dovevano aprire il 1° maggio, hanno aperto il 3 maggio e per questo motivo gli salta la concessione e viene affidata l'8 di maggio a questa società la Blue Dream chiamata, composta da Spada, la moglie di un ex maresciallo, ex perché è stato arrestato 1 mese e mezzo fa, quindi in quel momento era maresciallo della Marina Militare, e al leader di Casa Pound di Ostia, Ferdinando Colloca, anche lui arrestato 1 mese e mezzo fa. Quindi io che cosa faccio? Avendo questo materiale, adesso essendomi confrontata anche con molti pregiudicati di Ostia, perché chi si occupa di cronaca nera ha come fonti poliziotti, carabinieri, finanza e magistrati, ma anche i pregiudicati, se vuoi veramente scoprire e entrare nella realtà. Cioè, guarda, sicuro, c'è proprio è di Spada. Quindi io entro in questo stabilimento con una telecamera a vista, con 2 ragazzi purtroppo non assunti, molto giovani, purtroppo nel senso che li sottopongo a questo rischio perché io ero ben consapevole che stavamo entrando nel cuore di una famiglia malavitosa. La telecamera è accesa, è a vista, ma noi non comunichiamo che la telecamera era accesa, quindi io chiedo di parlare con questo Armando Spada, lui mi si presenta davanti con tutti i suoi scagnozzi intorno e io gli chiedo come è venuto in possesso di questo stabilimento, ben consapevole di come l'avesse ottenuto. Lui comincia a farfugliare delle scuse, ma scusi, ma lei, ma perché giornale lavora, ma che vuole qui, noi tutto regolare, ma perché che problema c'è, che bisogno c'è che i giornalisti vengano qui? A un certo punto si accorge della telecamera accesa, si accorge del LED rosso, per cui comincia a minacciarti, quindi adesso voi da qui non uscirete vivi, e mi dice adesso mi consegni la telecamera altrimenti mi ti sparo in testa. Non pago, mi prende e mi porta per 1 ora e mezza abbondante, quasi 2 ore, mi chiude, mi sequestra in una stanza insieme al maresciallo della Marina Militare e mi dice delle cose che per me sono veramente fuori dal mondo, ovvero mi dice qui per 30 anni abbiamo sempre fatto come ci pareva, qui comandiamo noi, tu chi sei per investigare e per mettere gli occhi su quello che facciamo noi, Roma è tanto grande, girati dall'altra parte. Tanto noi sappiamo chi sei, sappiamo dove vivi, sappiamo dove abiti, sappiamo quanti figli hai, quindi scordati questa cosa, qui è tutto regolare, chiudi gli occhi come fanno tutti, non vedo chi sei tu per poter venire qui a investigare, non gliene frega niente alla polizia e vieni tu. Insomma, abbiamo cercato di trattare, io pur avendo fatto tante inchieste sul campo, anche pericolose, io in quel momento ho avuto paura, ma la paura mi veniva dalla sua sicumera, dal suo essere consapevole che lui avrebbe comunque vinto, che il mondo funziona in quella maniera e che quindi io non dovevo mettere negli occhi perché tanto ne avrei pagato soltanto io le conseguenze, nulla sarebbe cambiato, lui rimaneva comunque proprietario di quello stabilimento, quindi la rabbia e la paura dopo 1 ora e 45 sono riuscita comunque a uscire da quel posto, mi tremavano le ginocchia. E io non sono una che poi si impressiona molto, insomma, che si mette paura, però mi era venuto veramente, dico, ma non è possibile che a una giornalista comunque di Repubblica, che è vuoi o non vuoi il primo quotidiano nazionale, quindi voglio dire, non perché sia io, era il marchio, era Repubblica, il giornale che ho dietro e una persona mi tratta in questa maniera, quanto è forte, quanto comanda effettivamente qui. Quindi sono uscita con la promessa di guarda, la telecamera io comunque non te la do. Adesso tu metti in sicurezza i ragazzi, sono riuscita a far uscire i miei 2 ragazzi che erano rimasti giù con gli altri, i miei collaboratori, sono rimasta ancora lì fino a che lui non ha ritenuto, mi fumava davanti, cioè vi lascio immaginare l'atteggiamento, mi sputava il fumo in faccia, mi ha perquisito per vedere se avevo telefonini o altri registratori nascosti. Dopodiché siamo rimasti, io gli ho lasciato il mio numero di cellulare e gli ho detto guardi facciamo una cosa, io adesso la telecamera non gliela lascio naturalmente, ci penso un attimo per fargli uscire l'articolo, mentre nella mia testa già ovviamente c'era di sistemarlo e le lascio il mio numero, magari lei mi rilascia un'intervista in cui dice che lei è pulito, che l'avete ottenuto in maniera assolutamente lecita questo stabilimento e così la chiudiamo qui. Quindi ci stringiamo la mano, a malincuore insomma gli do la mano e riesco a liberarmi da questa cosa. Aspetto prima di andare a fare denuncia perché dovevo finire
di raccogliere tutte le informazioni su Ostia. Siccome ovviamente, come vi ho premesso prima, se tutto questo è stato possibile è stato perché chi ha chiuso gli occhi li ha chiusi per bene, anche nelle forze dell'ordine, non mi fidavo ad andare a fare denuncia, e infatti il giorno in cui sono andata, dopo 2 ore, la persona che io avevo denunciato, Armando Spada, era a conoscenza del fatto che l'avessi denunciato, mi ha chiamato un pregiudicato, ha detto passa al baretto che ti devo parlare. Ma che sei matta? Ma avevi denunciato Spada? Dico, te che ne sai? Non sei andata ai carabinieri 2 ore fa. Quindi ecco, vi lascio immaginare, il clima era questo. Quindi passa una settimana, io finisco la mia inchiesta e lo denuncio per minacce, consegnando agli inquirenti la cassetta in cui dice io mi disparo in testa. E non sono persone che se lo dicono tanto per, se non stai ai loro ordini, ma non mi danno in quel contesto la scorta me la danno, era il 23 maggio, me la danno il 16 luglio, quando succede questo. Succede che io, abitando a Ostia, era l'1 meno un quarto di notte, sento nel cuore della notte due colpi, no, sento prima una ragazza gridare, dire ma fermo, non sparare, e poi sento 2 colpi, boom, boom, all'1 meno un quarto. Mi corro, insomma, trafelata sul terrazzo per capire che cosa fosse accaduto, perché per una cronista di nera ovviamente fai l'omicidio sotto casa, è quasi una fortuna da un certo punto di vista, invece è stata, diciamo, la mia sfortuna, perché io mi affaccio, sotto casa mia c'è una sala scommesse molto grande, gestita dai Triassi, mafia grigentina di cui vi parlavo prima. E quello che era successo prima di sentire i 2 spari era che Romoletto Spada, il capo, quindi il cugino di quello che mi aveva detto ti sparo in testa, e il nipote avevano accoltellato 30 coltellate ai polmoni uno del clan Triassi e un altro 3 coltellate alla giugulare. E questi hanno risposto all'accoltellamento facendo il fuoco. Il motivo di tutta questa rissa era stata che gli Spada volevano imporre le macchinette loro, 2 macchinette loro, dentro questa sala scommesse che è la più grossa di Ostia. Quello che vedo io quando mi affaccio alla finestra è Romolo Spada scappare da una parte, Ottavio Spada, il nipote, zoppicando quello ferito al polpaccio da 2 colpi di pistola dall'altra parte. E dove si va a rifugiare? Dietro la caserma dei carabinieri che sta a 20 metri da casa mia. Quindi inizialmente quando vedo questa scena dico meno male, hanno sparato, questo sta andando dai carabinieri. In realtà lui andava lì perché, essendo coraggioso e sapendo che a lui non fanno nulla, dice i Triassi mi seguono fino a sotto i carabinieri. E infatti vedo la macchina di Barboncino, un luogotenente dei Triassi che riconosco non solo perché abita a Ostia ma perché avevo appena concluso questa inchiesta che doveva uscire il 20 di luglio, noi siamo al 15, si rifugia lì e poi succede questo, che siamo tutti fuori sui balconi, tutto il mio quartiere affacciato, perché ovviamente non era Capodanno, era il 16 luglio, 2 colpi erano sicuramente dei colpi di pistola, quindi tutti affacciati per capire cosa fosse accaduto. Romolo Spada alza gli occhi ai balconi e dice ma che state a guardare, forza, tutti dentro, lo spettacolo è finito. E mi dovete credere sulla parola, quello che succede dopo le sue parole sono che tutti, come un alveare che si svuota, rientrano dentro le loro abitazioni e tirano giù la tapparella. Brum, questo rumore che non mi dimenticherò mai. E io rimango l'unica affacciata a guardarmi negli occhi con Romoletto Spada. Io sono al primo piano, quindi è come se guardassi quella prima fila. E mio marito a quel punto esce fuori e mi dice ma hai sentito cosa ha detto? Entra dentro. Io ovviamente per questo caratteraccio che ho dico certo che ho sentito a voce alta, ti risulta essere il sindaco di Ostia? È il padrone di Ostia che mi ordina di rientrare dentro, io rientro, non mi pare. E quindi poi loro si ricongiungono, scappano e io decido di andare dai carabinieri. Faccio il riconoscimento fotografico, malgrado sempre con mio marito ero stata, diciamo, comunque scoraggiata dal farlo, ma non perché lui sia un vigliacco, io sia un eroe, al contrario, lui è una persona ragionevole che dice abbiamo 3 figli, contro queste persone non vinci, perché è come se tu stai con una fionda contro persone che hanno i laser gamma, no? Nel senso, se nessuno è riuscito mai a distruggerli, a eliminarli, tu come fai? Abbiamo 3 bambini. E io mi ricordo che quella notte gli dissi io lo sto facendo per i miei bambini, tu immagina, loro tornavano a casa, erano adolescenti, adesso sono piccolini,
e quello si sbagliava a sparare trafelato, ferito da 30 coltellate e beccava, invece di beccare Ottavio Spada al polpaccio, beccava nostro figlio. Queste cose non devono succedere. Non deve succedere che in una città come Roma, ma in nessuna città d'Italia, però purtroppo il luogo comune vuole che le mafie siano al sud e quindi quando senti le sparatorie non ti preoccupi neanche più, ed è un male anche questo. Ma nel cuore di Roma non è possibile che la gente si faccia la guerra sotto casa mia, cioè neanche sotto casa tua naturalmente, ma tanto più lì. E quindi ho deciso di andare a fare questi riconoscimenti fotografici e 6 ore dopo, inaspettatamente, vi assicuro, mi chiamano dal comando generale e mi dicono: guarda, da questo momento in poi tu vivi sotto scorta. Dico: come sotto scorta? Sì, tu non potrai più uscire da sola, devi firmare questo foglio. Dico: per quale motivo? Dice: per la pericolosità di questi soggetti. E qui sta la grande contraddizione che poi via via svilupperemo se vi interesserà. Avete sentito una storia che per molti versi è agghiacciante, ma questo non è il Bronx, questo non è il Far West, questo è la capitale. E quindi ci fa capire anche in che contesto di continuità con ogni ipotesi criminosa si è sviluppato il fenomeno che è finito sui giornali e nelle televisioni qualche mese fa, ma che ancora oggi sta in ebollizione dal punto di vista istruttorio. Questa vicenda che introduce la scelta di libertà di rimanere, che non è solo curiosità professionale, è la scelta della libertà individuale, del testimone, che qualsiasi cittadino può essere un testimone, non necessariamente solo un giornalista o uno scrittore. La scelta di libertà che in qualche modo caratterizza tutta questa storia, caratterizza questa esperienza, rispetto a fenomeni che noi abbiamo ascoltato a bocca aperta quasi, ma che riflettendo non accadono sulla Luna, accadono a qualche centinaia di chilometri da qui, nella capitale d'Italia, e qualche giorno fa abbiamo letto sui nostri quotidiani l'affermazione della Procura Generale Antimafia, per la quale era in fase di evoluzione la situazione, che avrebbe messo in evidenza il verminaio di crimine, uso i termini del procuratore generale, che sono in fase di accertamento nel nord-est del paese. Quindi qui non sono cose che accadono sulla Luna. È accaduto a Udine, che è stata fortunosamente sventata una rapina per una telefonata venuta da Roma, che ha impedito che venisse svaligiata una nota banca nazionale, la filiale di... Quindi non siamo terzi rispetto a quello che abbiamo ascoltato. E quindi non siamo terzi assolutamente rispetto all'esperienza che ci viene testimoniata qui questa sera, che è straordinariamente forte, ma è in realtà reazione rispetto a cose che rappresentano una presenza costante della nostra vita quotidiana. E allora ci interroghiamo dicendo: ma siamo davvero condannati a convivere con questa prospettiva sine die? Dobbiamo rassegnarci a vedere questo e magari anche peggio, perché abbiamo consapevolezza dei profili di inquinamento che sono forse anche più elevati, più diffusi di quelli che poi ci vengono effettivamente raccontati. Allora, per quanto mi riguarda, la rassegnazione non fa proprio parte, diciamo, del mio vocabolario, anche perché con questa inchiesta, allora, chi fa il mio mestiere dovrebbe rendersi conto, e purtroppo si potrebbe aprire un capitolo anche sul giornalismo e la situazione del giornalismo italiano oggi, che la penna è uno strumento importantissimo, perché purtroppo oggi chi ha la penna, dico purtroppo per chi lo usa male, ha un potere.
Per quanto mi riguarda, occupandomi di nera giudiziaria, io sono molto libera rispetto a chi magari si occupa di politica, perché se devo raccontare dell'esplosione di un palazzo, naturalmente quello è, nessuno mi può dire scrivilo in un certo modo, devo rappresentare la realtà e quello è. La politica, gli spettacoli, lo sport, già è più inquinato come settore. Io vi devo dire una cosa, io ho aspettato tantissimo, perché comunque questi fatti che vi ho raccontato risalgono a luglio del 2013, maggio, insomma è iniziato tutto quanto, poi l'inchiesta naturalmente è uscita. Un mese e mezzo fa la mia ipotesi, per cui diciamo tutto questo che avevo scoperto, questo legame tra la pubblica amministrazione, la criminalità, la marina militare, imprenditori, insomma tutto quello che aveva come dire, ribaltato Ostia, che io chiamo un paradiso abitato da diavoli, perché guarda che Ostia è bella, è una bella cittadina, ma purtroppo è abitata da diavoli, come dico io. Li hanno arrestati tutti quelli che io avevo descritto, hanno aperto un fascicolo, quindi quando ancora il giornalismo ha un senso. Si sono presi gli atti, mi hanno preso a verbale, mi hanno chiesto di ricostruire, essendo anche di Ostia, tante di quelle situazioni, e un mese e mezzo fa li hanno arrestati tutti per corruzione, concussione, con l'aggravante dell'articolo 7, ovvero la mafiosità. Quindi alcuni appartenenti al clan Spada sono comunque dentro in carcere accusati di reati gravi grazie a un'inchiesta di Repubblica. Quindi ha senso, secondo me, ancora lottare. Per quanto riguarda invece la mia testimonianza, ne ho passate di tutti i colori, perché inizialmente per queste coltellate i 2 feriti gravi sono finiti all'ospedale con 40 e 60 giorni di prognosi, per cui per quanto mi riguarda il tentato omicidio a livello giuridico c'era tutto. Invece il PM gli contesta una lista aggravata. Allora, una giornalista viene messa sotto scorta, e qui c'è una contraddizione che mi fa venire il mal di stomaco. Io vengo messa sotto scorta, la mia libertà non esiste più, non quella di pensiero naturalmente, ma quella di movimento. Io non posso più andare sul balcone di casa mia, è 1 anno e mezzo che non esco sul balcone di casa mia, sono prigioniera dentro casa mia. A voler vedere il positivo non stendo più i panni da 1 anno e mezzo, il che è positivo, però tocca comunque, ricade sul mio marito, no, perché poi alla fine devo anche prenderlo un po' con ironia, altrimenti ne esci pazza. Quindi i termini della carcerazione preventiva per la lista aggravata erano 3 mesi. Queste persone il 16 di ottobre vengono sotto casa mia a brindare con la birra e a digerire tutta la notte sotto casa mia, urlando le cose peggiori che si possono dire a una donna, per 1 ora di seguito con la birra, e quindi il mio livello di scorta sale dal livello 4, passa al 3. Danno fuoco a una macchina che avevo venduto da poco, però l'aveva comprata il fruttivendolo sotto casa e quindi era comunque parcheggiata lì, e loro pensavano ancora fosse nelle mie disponibilità. Mi vengono sotto casa alle 6 del mattino sputando e dicendo gli infami muoiono. E poi viviamo, diciamo, in un clima dove il più grande dei miei 3 bambini a scuola, per esempio, dei bambini dicono: sai che mia madre mi ha detto che tua madre è un'infame? Cioè io sono l'infame perché ho fatto la spia e ho riconosciuto delle persone. Di fronte a tutto questo potrei dire: sai che cosa ti dico? Io cambio quartiere, me ne vado, il mio l'ho fatto, l'articolo l'ho fatto, questi li hanno arrestati e passa ad altro. E invece no, non lo faccio per un semplice motivo, perché io nel momento in cui ho deciso di andare a testimoniare e anche di fare questo lavoro in un certo modo, ho fatto una scelta, e la scelta è non stare a quelle regole che sembrano ormai divenute le regole, quelle a cui noi dobbiamo sottostare. Cioè l'assurdo è che mi trovo io a essere additata come infame, perché ormai si è ribaltata una realtà, per cui ormai c'è la corruzione, c'è che vince il più forte, quello che ha la pistola, c'è quello che va avanti perché è raccomandato, quindi in quel mondo io sono quella strana. In realtà mi dà anche noia, e prima glielo spiegavo a cena, il fatto di essere vista come un eroe. Io che cosa ho fatto? Ho visto un fatto che non andava, perché persone che si ammazzano per strada oggettivamente è un fatto che non è la normalità per me, e l'ho denunciato. Quando io resto e potrei diventare eroe? Quando io rimango da sola, quando il mio modo di agire rimane un caso isolato, che lo faccio io, lo fa fra 3 anni un altro,
quando io mi incontro con i ragazzi nelle scuole, dove vado molto, dove preferisco andare piuttosto che andare 10 minuti in televisione, dove non sono mai andata a raccontare della mia storia se non una volta alle Iene, perché era necessario, perché si erano ravvicinate troppo le minacce, mi sentivo il fiato sul collo, mi scrivevano ovunque: se passi sempre sulla stessa strada stai attenta che prima o poi sprofondi, il nostro oggetto non sei più tu, sono i tuoi figli. Mi ero talmente stancata che ho detto adesso li riaccendo un attimo i riflettori, perché forse sono passati 8 mesi di silenzio da quando gli ho dato la prima slegnata, gliene serve un'altra. Unicamente per quello sono andata in televisione, perché a me piace più il contatto e stare con la gente, e spero che voi abbiate delle domande per poterci confrontare su quello che io sto dicendo. Quindi perché no la rassegnazione, per venire alla tua domanda? Perché io ho scelto di non stare a quelle regole, e quindi che loro finiscano in carcere sarebbe auspicabile, tutti, non solo quelli dello stabilimento, ma tutto questo clan mafioso, o loro non ci siano, a me nulla cambia, perché io quando vado a dormire sono contenta di aver fatto una scelta che non è quella che lui mi voleva imporre, ovvero quella del silenzio, quella di rientrare dentro casa quando diceva lui, e quella di continuare a farli fare, non scrivendo articoli, quello che hanno fatto per troppo tempo. Ecco, io ti posso dire, sono contenta di non aver fatto questa scelta, e quindi perché rassegnarsi? Il mondo non cambia, il mondo si cambia, e quindi ci devi provare con l'azione. È assolutamente vero. È assolutamente vero. Però non possiamo ignorare che il mondo di crimini, di orrori, di aberrazioni al quale ci stiamo abituando e del quale questa sera ascoltiamo una testimonianza in diretta, in realtà ha quello che in altri termini si potrebbe dire una sorta di consenso sociale, che in realtà non è emarginato, non è isolato, anzi la maggior parte della sua forza risiede nel consenso che estorce a un mondo che è costretto a convivere, perché si esercitano funzioni varie rispetto alle quali l'interesse non è estraneo. Pensate al fatto apparentemente incomprensibile, adesso abbiamo capito come funzionava, ma inammissibile in linea teorica, che una parte del malaffare che si sta scoprendo a Roma, contiguo, legato a mafia capitale, risiede in attività di impresa che sono cooperative che agiscono nel sociale, quelli che dovrebbero essere dalla parte dei buoni per definizione, e invece fanno parte del verminaio, come l'ha definito il procuratore della Repubblica. Pensate, collegato allo stesso fenomeno, all'effetto di questa specie di parentopoli tentacolare che colloca nei posti giusti della gestione politica amministrativa, quindi ancora una volta in teoria dalla parte dei buoni, amici, parenti, benefattori che hanno questa estrazione. Per cui è onestamente complicato e difficile immaginare dove possa risiedere quel primato della legalità, che alla fine è la ragione per la quale vale la pena impegnarsi in queste vicende. E allora sarebbe anche bello sentire, in tutti i lavori che ho letto, c'è questo termine di economia criminale, che ha un suo fascino, perché fa fascino dell'orrido evidentemente. Certo. Però parlare un attimo anche cosa significa in realtà, esemplificarlo proprio, perché poi spiega molte di queste connessioni tentacolari con le quali dobbiamo convivere. Ok, come vi raccontavo prima, avendo vissuto proprio dentro questi gruppi criminali, io mi ero messa a Ostia, tra virgolette, con il più forte, che era quello dei fasciani, per riuscire a muovermi, diciamo, senza correre troppi rischi, a parte insomma le minacce. E vi racconto un episodio in cui la figlia di Carmine Fasciani, che è da sempre in carcere, il padre, zio Carmine lo chiamano, e lui fu, diciamo, nominato in un articolo dell'Espresso come uno dei 4 re di Roma, parlando della criminalità. Allora un giorno parlo con Sabrina, perché poi, diciamo, queste persone hanno
hanno tutta una loro mentalità, tutta una loro logica, che ha il suo fascino orrendo, come dicevi prima, però sono persone che hanno questi locali bellissimi, con tutti i comfort. Lo stabilimento su Ostia era uno dei più belli, uno dei più grandi, con tutte queste capanne di legno con sopra la paglia. E io dicevo a lei che stavo facendo questa inchiesta su Ostia, la figlia dei Fasciani, Sabrina, che ha la mia stessa età, un anno di più, 41 anni lei. E lei un giorno mi disse: ma tu hai capito qua chi comanda su Roma? Dico, a parte voi, vi faccio io. E fa: allora, noi c'avevamo, dunque, il Casilino è nostro, tutti i quartieri, elencava. San Basilio è nostro, la cocaina è nostra, il Quadraro Senese, poi chi c'è? Poi chi c'è? Carminati, Ercecato, e poi siamo 4 fai, siamo noi, e guarda, non t'augura, ve lo racconto proprio perché nel dialetto ha un suo perché, cioè, non t'augura che ci arrestano a noi, perché se ci arrestano a noi arriva l''ndrangheta, sono affari vostri, ve lo dico, state peggio, ci faceva, cioè, state dalla parte nostra, pure te non scrive tanto male dei Fasciani perché se arriva l''ndrangheta è peggio, invece finché ci siamo noi loro non arrivano. Questa è l'economia che parte, diciamo, da un potere sicuramente legato al nome di queste famiglie, perché uno dei corollari del 416 bis, che è appunto l'articolo L'associazione a delinquere di stampo mafioso, parla di omertà e della forza intimidatrice del clan. A Ostia, ma anche in altri quartieri di Roma dove questi erano veramente forti e comandavano, bastava dire il loro nome per ottenere un vantaggio, cioè non si ricorreva negli ultimi 7-8 anni neanche più al ti devo dare fuoco al negozio, bastava dire vuoi che domani ti mando i Fasciani? No, allora dammi il pizzo. E non siamo a Palermo, cioè siamo a Roma. Quindi abbiamo, per dirla con le parole di Carminati nella grande inchiesta su Mafia Capitale che in questi giorni avrete ascoltato ai telegiornali e letto sui giornali, lui parlava, questa inchiesta si chiama Mondo di Mezzo, ed è proprio, diciamo, un concetto filosofico che esprime lui, cioè il mondo di sotto che è fatto di estorsioni, traffico di armi, traffico di stupefacenti, prostituzione, cioè tutto ciò che attiene alla criminalità. E poi c'è il mondo di sopra, ovvero i politici, gli imprenditori, di cui loro si servono per muovere come burattini le persone nei posti strategici e far sì che abbiano ricevuto, come documenta questa inchiesta, centinaia di appalti nel verde pubblico, appalti nella raccolta delle foglie su Ostia, su Ostia, su tutti i quartieri di Roma, perché su Ostia ancora c'è troppo da lavorare. E quindi queste persone, corrompendo pubblici funzionari, tenendoli, come dire, ben saldi a loro, sfruttando la loro forza che usano sul territorio quando devono fare le estorsioni, ma usano anche col politico, che a quel punto gli conviene essere amico. Io vi farei leggere delle intercettazioni tra Buzzi, che era il capo della cooperativa 29 giugno, che è stata quella che ha avuto tutti gli appalti su Roma, che era in combutta, era il braccio destro appunto di Carminati, Ercecato, Banda della Magliana, ex Narra, insomma un personaggione che ha tenuto sotto scacco Roma per anni, con Alemanno. Cioè quello alzava il telefono, dice: senti Gianni Alemanno, senti già, ti volevo dire, ma hai sentito Panzironi per quella cosa Panzironi è l'ex amministratore delegato di Ama, l'azienda che si occupa dei rifiuti a Ostia, a Roma, ho la deformazione professionale su Ostia. E dice: sì, l'ho sentito, dai una mossa un po', perché qua noi, ma poi quella delibera l'hai fatta firmare per far risultare al centro degli immigrati invece che 160-300 il business degli immigrati, in quella famosa intercettazione che dice vale più questo, cioè, guadagniamo più con gli immigrati che con la droga. Il comune stanzia dei soldi ovviamente per questi immigrati. Io, pensa tu, avevo sfiorato questa cosa 4 anni fa, senza volerlo però, perché avevo scoperto che nei centri degli immigrati a Roma, nei centri per i minorenni, c'erano tanti quarantenni e io non mi spiegavo, dico com'è possibile? Perché loro che cosa facevano? E questo è un filone che adesso sta battendo la procura. Facevano in 6 minuti, portavano un rifugiato politico, insomma, sempre nello stesso pronto soccorso, gli facevano misurare la lunghezza del polso
e in base alla lunghezza del polso, quindi alla lunghezza dell'osso, loro stilavano un referto medico dicendo è un minorenne, ha 14 anni. Peccato poi che si sono verificati nello stesso centro 3 casi di prostata, per cui lì hanno capito che ovviamente non erano tanto minorenni. Questo perché? Perché per i minorenni il comune stanzia, lo Stato stanzia 80 euro al giorno che dà al centro, a chi gestisce il centro per immigrati, e di questi 80 euro dovrebbe far parte un pacchetto che comprende scheda telefonica, il pigiama, insomma i vestiti, il vitto, e invece ovviamente ne arriva una minima parte poi all'immigrato. Quindi il business nel business, cioè fingere, diciamo, che ci fossero degli immigrati minorenni quando in realtà erano maggiorenni, oppure aumentare il numero delle presenze di immigrati nel centro, perché se loro ce l'hanno 160 ne risultavano 300, in quel centro ovviamente prendevano i soldi dei restanti fantasma, che fisicamente non c'erano. Quindi ecco, riuscire ad agganciare la politica, ed è questo secondo me la cosa veramente se possiamo, cioè se è possibile rispetto alla criminalità di strada, è riuscire a raggiungere e a tenere sotto la tua sotto scacco, sì, la politica è una cosa gravissima, che riuscire a dimostrarlo è difficilissimo, e infatti Pignatone ci è riuscito, il grande procuratore di Roma, ci è riuscito a dimostrare tutto questo, persone intercettate per 4 anni, un ex sindaco di Roma è indagato per associazione a delinquere di stampo mafioso, ma che vergogna! E quelle intercettazioni gridano vendetta. Ne pubblico una, che era durissima, in cui dice, senti, ma ce l'hai? Gli chiede sempre a questo Buzzi il sindaco, 20 persone, no, una cinquantina di persone, poi come sai ci penso io da far venire a un convegno che devo fare, gli dice Alemanno, no? Per far presenza, perché lui aveva finito l'incarico da sindaco, il sindaco si stava presentando alle europee, così per fare numero, e dice, guarda, io devo andare in Calabria fra 2 giorni, c'ho i mafiosi, quelli lì, i mafiosi che conosci, gli amici di quell'altro, e portami i mafiosi. Nello stesso articolo scrivo che gli avevano fatto la perquisizione a casa e gli avevano sequestrato il computer. Bene, lui mi telefona il giorno dopo, incazzato nero, e mi dice, come si permette di scrivere che mi hanno sequestrato il computer? Io dico, adesso mi ribalterà il mondo dicendo come si è permessa di scrivere che io ho chiesto i mafiosi lì, no? Dico, scusi, il suo problema è che io ho scritto che è stato sequestrato il computer? Dice, certo, il resto no. Mi fa no, dico allora guardi, domani vi faccio la rettifica, non gliel'hanno sequestrato il computer, a me risultava di sì, ma ho detto vabbè. Quindi ho fatto la rettifica, vedi quanto sono... Sì, dico il sindaco Alemanno tiene a precisare che non gli hanno portato via il computer, ma che comunque al suo convegno ha accettato che venissero 50 mafiosi, no, perché vuoi la rettifica, te la faccio, però se quello non ti interessa la faccio solo... Capisci che penna, no? Nel senso quanto sono fastidiosa io per il potere, ma mi fa piacere avere dei nemici nel potere, insomma, potenti. Quindi questa è l'economia, che purtroppo si allarga non solo al riciclaggio, diciamo, in locali e in cose nel tessuto sociale economico di una città, come possono essere le pizzerie, le panetterie, qualsiasi attività, purtroppo si allargano agli appalti, purtroppo si sono allargati a tutto, quindi adesso il lavoro è gigantesco ancora che devono fare. Hanno sequestrato le carte da tutte le circoscrizioni, tutti i municipi di Roma, per vedere dal 2008 quanti altri appalti hanno preso queste persone. L'altro giorno mi chiama un signore disperato di una piccola cooperativa sociale e mi dice, lei si rende conto che io dal 2010 che non posso più partecipare ad una gara su Roma? Dico, come mai? Dice, perché per esempio il bioparco, che è una cosa che ancora non è uscita e farò uscire tra qualche giorno, tanto spero non ci siano concorrenti romani giornalisti, no? No. E praticamente lui dice, io avevo l'appalto al bioparco, allo zoo di Roma, mi cacciano nel giro di 2 mesi e fanno una gara a cui potevano partecipare soltanto le cooperative di Buzzi, cioè nel senso il requisito per partecipare sono 75 dipendenti, che è l'unico su Roma che aveva oltre 75 dipendenti. Qui dice, noi non abbiamo lavorato più per anni, perché si facevano fare le delibere su misura dalla destra e dalla sinistra. Questo è il guaio. Non sto facendo adesso, vi ho citato Alemanno perché comunque in quell'ordinanza c'è parecchio Alemanno. Per esempio quando stava per entrare Marino, oddio no, siamo rovinati se sale Marino, perché evidentemente non avevano bene agganci col PD, ma poi se li sono trovati, insomma, tranquilli, ci sanno
fare, si sanno muovere. Questa è l'economia criminale. È una descrizione lucida e così efficace. Sono troppo tranchant? No, anzi, ma è efficace proprio perché è lucidissima, proprio perché la capiamo bene e ci rendiamo conto che questo signor Alemanno è stato ministro della Repubblica e che quindi in realtà siamo di fronte probabilmente a un inizio di scoperchiamento di quello che potenzialmente sta sotto questo, sottolineo ancora una volta la parola verminaio perché rende bene l'idea, laddove tutta una serie di malcostumi ordinari riesce per ingordigia e per dare maggiore efficienza al governo del territorio a trovare intese con la criminalità pura, vera. Quindi qui c'è illecito, malaffare e criminalità associate. Hai detto una cosa, scusami se ti posso interrompere, che mi ha Perché? fatto venire in mente un verbale. Questo Panzironi, che era l'amministratore delegato di Ama, ci ha tutto detto la normalità, no? Lo interroga al PM, Ielo, che è tremendo, e insomma dice, lui a un certo punto si dimette dall'Ama perché lo arrestano per la parentopoli dell'Ama, perché dentro ci aveva messo tutta un'infornata di parenti, cugini, zii di Alemanno, per cui a un certo punto scoppia lo scandalo e questo Panzironi si dimette, ma continua comunque a lavorare lì e Alemanno lo mette come segretario di una sua fondazione, la Fondazione Nuova Italia. Le tangenti, hanno dimostrato gli inquirenti, questo Panzironi al libro paga di Mafia Capitale che gli versava mensilmente 15.000 euro, non mensilmente, ogni volta che riusciva a vincere un appalto in Ama gli faceva questo versamento alla fondazione. Allora il PM lo interroga e gli dice, scusi, ma queste donazioni che faceva la cooperativa 29 giugno di 15.000 euro alla fondazione ce la può spiegare? E lui gli dice, io sono rimasto, guarda, veramente per fortuna che ancora mi sconvolgo, perché magari uno leggendo dice, beh, questo si sa, e lui gli risponde, beh, tutte le fondazioni, gli imprenditori di tutta Roma fanno questi versamenti in cambio di relazioni. E il PM dice, in cambio di relazioni, in che senso? Uno fa un versamento, fa una donazione e poi si crea tutta una serie di relazioni, che uno va a cena, poi una cosa tira l'altra, poi dice, scusi, si rende conto che mi sta dicendo che è una specie di tangente? Io non ho mai detto che è una specie di tangente, sarà anche un malcostume, ma questa è la normalità. Cioè lui non era sorpreso, dice, ma questo PM c'è qualcosa che non funziona, com'è possibile che mi contesta una cosa del genere che è talmente normale? Ecco, quando le cose diventano normali, questa normalità, c'è qualcosa che non va, dalla politica alla magistratura, passando per la stampa, finendo al cittadino, o risalendo il percorso, capisci? Allora quando hai detto normalità mi è venuto in mente questo verbale che io leggevo, ho detto no aspetta, sto capendo male, mi sfregavo gli occhi, forse ho letto troppe carte oggi. Me lo immagino, capito, che spalancava le braccia, cosa si sorprende? Uno fa una donazione e si creano le relazioni, e certo pago e poi arrivo dove voglio. Pensate che in questi termini è stato surrogato il finanziamento pubblico dei partiti. Esatto. Una volta, fino a qualche anno fa, c'era una legge che dispensava in modo assolutamente discutibile, probabilmente senza regole, finanziamenti pubblici. È stata abrogata o comunque profondamente modificata nel tentativo di migliorare il costume politico. In realtà poi i risultati sono questi, perché ci si organizza, ci si arrangia. Arrangiarsi è un vezzo tipicamente italiano e quindi riusciamo sicuramente a dare un senso a un disagio nazionale che è forse una carenza di tipo etico, dove è la singola licenza edilizia abusiva all'origine, di come avete presente il cartone animato sdrammatizzando di Era Glaciale, no? Nasce tutto da una cosina, e anche qui sostanzialmente
da un punto di vista culturale, dal punto di vista del macro fenomeno, può esserci che all'origine ci sia senz'altro banale favore o il favoratismo rispetto al quale facciamo tutti spallucce. Io vorrei però cambiare registro un attimo, ma solo per approfittare della possibilità di questa testimonianza, per riflettere insieme com'è la vita di una mamma e di una famiglia dentro questa logica, che è una logica sicuramente difficile. Ed è un vivere, insomma, dove la realtà del vivere pericolosamente non è solo un modo di dire. No. Cosa vuol dire? Beh, dunque, vivere sotto scorta sicuramente è una cosa molto, molto dura, se anche fossi single. Con la famiglia diventa tutto più difficile. Vi faccio un esempio: se io sono dentro casa e ho congedato ormai la scorta perché non dormono ovviamente a casa con me, tornano insomma le loro famiglie, e poi sotto casa gira una macchina dei carabinieri con i colori istituzionali sotto casa mia. Se improvvisamente va via la luce, perché accendo, come spesso faccio, il forno a microonde, la lavastoviglie piuttosto che la lavatrice, io non posso scendere a rialzare la levetta, se non chiamando il 112 per uscire dalla porta di casa e fare una rampa di scale. Io no, come dicevo prima, sdrammatizzando sulla battuta dei panni, non posso uscire sul balcone di casa mia fino a che non cambio quartiere, almeno. Cosa che ovviamente non voglio fare, perché per quanto mi riguarda il fastidio di incontrarsi per strada e di stare sotto lo stesso pezzo di cielo deve essere reciproco. Per me quando vedo loro, che mi ritrovo ovunque, e per loro quando vedono me, visto che ormai identificano in me, purtroppo soltanto in me, un nemico. Anche un po' nella procura, perché devo dire che sta facendo, lo ammetto, però fisicamente ci sto io, non c'è il procuratore per Ostia. Oppure ecco, anche spiegare a 3 bambini il cambiamento di vita. Noi non possiamo fare una vacanza senza la mia scorta, non possiamo per strada, sì, camminiamo vicini le poche volte che facciamo una passeggiata per Ostia, però io devo camminare tra loro, quindi comunque camminare con intorno la scorta. Vi sembreranno stupidaggini, in realtà io non guido la macchina, io adoravo guidare la macchina, anche in una città come Roma con tutto il traffico, con la musica a tutto volume, farmi i giretti sul lungomare, ascoltarmi la musica, fermarmi un po', 5 minuti al mare. Ecco, io non posso più guidare una macchina. Spiegare anche ai bambini e soprattutto cercare di non far vivere loro la paura, cioè il significato vero di vivere sotto scorta, per cui siccome questa cosa è arrivata per me all'improvviso nel giro di 6 ore, psicologicamente non ero neanche pronta. Abbiamo parlato appunto con mio marito su come poter fare e gli abbiamo imbastito la cosa tipo gioco, come la vita è bella sulla falsariga del film di Benigni, per cui loro hanno 9, 7 e 5 anni. Allora ho detto: ragazzi, la mamma ha fatto un articolo, una bomba, sono diventata proprio forte, il giornale per premiarmi mi ha dato 2 autisti. No, una mamma fa il secondo, quello di mezzo, che è un figlio, come si dice, di buona donna, salvando me, la madre. E mi dice: ah bene, la villa quando ce la danno? E dico: amore, è una cosa per volta, si comincia sempre dagli autisti e poi piano piano mamma vedrai che villa che ci danno, ecco. Poi adesso insomma li vedi, loro fanno tutto quello che fa la scorta, per cui al cinema non guardano più i film seduti, cioè stanno in piedi, poi stanno con un finto auricolare, mi senti, faccio la punta libera, può passare il VIP, la femmina che è la più piccola fa il VIP, per cui quando loro danno l'ordine lei passa, fanno tutto completamente quello che fanno, c'è la casa invasa di pistole, auricolari, cose, e però ecco, hanno capito perfettamente quello che c'è dietro, perché sempre quello di mezzo, qualche mese fa, poco prima dell'estate, stavamo tutti insieme a pranzo e dice: mamma, io ho capito cosa voglio fare da grande. Cosa vuoi fare, amore? Il carabiniere come i tuoi autisti. Così, ha capito tutto, cioè nel senso che sono carabinieri, qualsiasi cosa. Per mio marito naturalmente anche è difficilissimo, perché lui tante volte, cioè sono 19 anni che stiamo insieme, per 18 abbiamo litigato per colpa della madre, la suocera. Adesso invece le litigate sono tutte: comunque io vivo questa situazione, tu sei motivata perché hai comunque una forte spinta dentro di te, quindi forse tolleri questa privazione della libertà. Dice:
io non l'ho scelto però, mi ci hai fatto trovare, e ho ragione. Infatti questa, diciamo, è una delle cose che è difficile perdonarmi, no? Nel senso aver costretto loro a una vita senza che la scelta fosse venuta da loro. È chiaro che poi io quando quella sera gli ho detto tu mi fai morire se mi fai rimettere dentro al letto e devo far finta di non aver visto nulla per salvare nella tua concezione i nostri figli. Però se è questo che mi stai chiedendo, vuoi uccidermi, fallo. Quindi c'è in fondo una scelta gliel'ho data, no? E poi lui e poi lui ha deciso quindi anche lui di accompagnarmi dai carabinieri, quindi in fondo anche lui è un po' partecipe di questa cosa. Ora è dura, è molto dura. E poi vorrei soltanto rubarvi una piccola cosa che faccio sempre negli incontri, ed è questo. Io come ho scelto io di fare questo mestiere, anche i miei carabinieri hanno scelto di andare in quel nucleo e di fare sicuramente questo lavoro perché è la loro passione, però io, per quello che mi riferisce almeno il generale di Roma, il mio dispositivo è il più a rischio su Roma, nel senso io per esempio avevo una serata, vi faccio questa piccola confidenza, avevo una serata a Ostia, proprio a Ostia, con un sacco di ragazzi sul lungomare, erano previste veramente 500 persone e lì in Spada ci hanno seguito con 3 macchine differenti in 3 punti del percorso che faccio sempre per andare al lavoro fino al lavoro. Quindi immagino il 3 botta antiproielli e la sirena 200 all'ora, è stato su quelle scene che tu dici il mio cuore, no? Quanto può reggere tu, va bene che sei cronista di nera, va bene che sei con un carattere, però ti capita questi che ti seguono, che ti si mettono a fianco con queste facce, loro che vanno a 200 all'ora con i lampeggianti, quindi loro fanno veramente un lavoro serio, non sono come una scorta istituzionale che io poi ho sempre contrastato nei miei articoli, perché non mi sembra giusto che uno come ricopre un incarico istituzionale debba avere la scorta, per come la vivo io. Ecco, questa mia non è un privilegio e loro lavorano veramente con una professionalità e sono il mio giubbotto antiproiettile, mi si mettono davanti quando ci sono delle situazioni, quindi io, se è possibile, se si affaccia un attimo, un applauso per voi. Grazie. Ci sono veramente persone che rischiano continuamente la loro vita, continuamente. Ne potrei raccontare 100 di episodi in cui siamo dovuti scappare, baristi, prendevo un caffè che hanno avvertito gli Spada che ero in quell'esercizio commerciale, mi sono ritrovata agli Spada e loro mi hanno dovuto, insomma, delle situazioni veramente brutte, non posso andare mai nello stesso stabilimento balneare, prima avevo una cabina e ci sistemavamo lì tutta l'estate, invece bisogna cambiare ogni giorno posto, ogni giorno le sigarette le devi comprare in un posto diverso, il bar a Ostia è meglio non andare perché in 3 bar andavo e tutti in 3 bar dopo 10 minuti arrivavano gli Spada perché i baristi li avvisano, ecco anche quello, no? Cioè la popolazione che è completamente spaccata, c'è chi pensa veramente che io sia un infame perché Ostia è andata bene così e chi invece si sta smuovendo. Un tabaccaio sotto casa minacciato per mesi da Spada che voleva comunque 200.000 euro, così. Dice io ti ho dato una schedina, tu non me l'hai giocata la ricevitoria, questi erano i numeri, io ho vinto 200.000 euro, adesso me li dai. Come? No, adesso me li dai, altrimenti l'ho convinto a denunciare, con la telecamerina l'ha fatto arrestare proprio Rumoretto Spada, proprio il capo, e poi diciamo per dargli coraggio, per riconoscenza, gli pago io l'avvocato, perché mi piace dargli questa cosa che non è solo, capito? È un avvocato di libera, comunque vedremo come andrà a finire, quindi ha preso coraggio. Tanta gente mi scrive in posta privata, dottoressa, guardi, io da quando lei ha fatto questa cosa e ho letto, ho sentito il suo racconto, io non abbasso più le tapparelle neanche la notte, dico, guardi, non si preoccupi, insomma, guarda, sono un suo vicino di casa, io non l'abbasso più, dico, guardi, non si preoccupi, se le dà fastidio la luce può anche abbassarla, basta che se sente sparare non l'abbassi, insomma, ecco, la gente si sta un pochino, ed è quella l'importanza di fare questi incontri, lasciare un qualcosa, no? Che è una cosa che se lo fa una madre di famiglia con 3 figli piccoli, lo può fare chiunque, ma veramente lo può fare chiunque. È vero, in teoria è vero, in pratica è la ragione per la quale state applaudendo, non è proprio così scontato. Non è così scontato, però si riesce a capire, ma anche da come lo racconta, dalle cose che ci dice, che è la conseguenza di una scelta, è la conseguenza di una visione del lavoro
di una visione etica. In queste cose qui non c'entra l'ideologia, qui c'entra il sentire, qui c'entra come interpretare l'essere e di interpretare il proprio modo di vivere e di interpretare il lavoro e l'esistenza, che conduce a fare anche queste scelte e alla fine imparare a convivere, perché il risultato di quest'ultimo diciamo, intervento ci dice anche come si fa a costruire una serie di ragioni per le quali si riesce a vedere domani. E fa il paio con un paio di cose che io ho letto documentandomi un po' sul lavoro, che sono espressioni che ho trovato più volte. Allora, con i giovani è un'altra cosa, parlando, e questa è un'affermazione che ho trovato frequentemente negli scritti, volendo dire che parlare di questo a pubblici indifferenziati comunque è una testimonianza, parlare con i giovani probabilmente dà un significato a tutto. E poi anche un'altra frase che dà il senso della capacità comunque di avere una visione ottimistica, di avere una dimensione costruttiva, vivere l'esperienza in una dimensione costruttiva, è che basta sapere aspettare. Sono due frasi che io ho trovato frequentemente e che, ecco, credo che siano la sintesi della testimonianza che abbiamo sentito un paio di minuti fa, o sbaglio? No, hai perfettamente ragione. Io diciamo, credo nel significato di questi incontri e nel risultato, diciamo, in quello che poi lascio alle persone, lascia la mia testimonianza più che io alle persone e negli adulti, perché sono molto, io no, molto rassegnati, nel senso vedo che ormai con l'aver constatato per troppe volte come la storia politica è comunque sempre la scambia al partito, ma purtroppo le cose rimangono così, io vedo una rassegnazione, una pigrizia, per cui la gente dice ma chi me lo fa fare, no? Ormai basta, ormai è così, è così. E i giovani subiscono, diciamo, questa influenza dei genitori e però hanno, diciamo, quella grinta e quella speranza, quell'ingenuità forse in più per farsi coraggio. Io, diciamo, le cose che dico e come le racconto uso ovviamente un linguaggio diverso, perché tenere alta la soglia dell'attenzione dei giovani, poi vedrete domani mattina, è diverso rispetto all'adulto, quindi magari dentro ci metto anche linguisticamente quella parolaccia in più che come la sentono, capito? Sì, nel senso che va male a livello educativo, però è un linguaggio che serve per ricatturarli. Per esempio sono stata in una scuola di Tor Bella Monaca. Tor Bella Monaca è un quartiere di periferia molto degradato, dove vivono una quantità eccessiva di pregiudicati, quindi questi ragazzi, ce n'erano tanti di studenti figli di persone agli arresti domiciliari. A un certo punto io parlo e poi do la parola a loro. Se vedo che c'è bisogno della domandina per fargli rompere, diciamo, quell'imbarazzo iniziale, la faccio, altrimenti passa loro la cosa. Uno alza la mano, proprio un disincanto, questi ragazzi incredibile, mi fa: posso dire una cosa? Dimmi. Io se eri mia madre mi vergognavo. Dico, quindi ho parlato un'ora, t'ho proprio convinto, no? Dico, perché ti vergognavi? Perché mi dicevano poi gli amici miei, mia madre però, tua madre è infame. Ma che se fa la spia così? Ma poi un'altra cosa, no? Ma che c'era sotto casa un parente tuo? Mi fa. Cioè, se c'era un parente tuo io lo capisco che li andavi a denunciare, ma non conoscevi nessuno, se stavano ammazzando a loro, tra loro, ma che te frega a te? No? Allora dico, quanti di voi pensano che io sia un infame? E alzano la mano in 20. Ok, diciamo il sudore, no? Va bene, mi faccio portare il vocabolario dalla prof, gli leggo il significato di infame e continuo a parlare un altro po' facendo un po' la simpatica, per cercare che almeno la butto sulla simpatia. Dopo un po', insomma, commentiamo questa cosa dell'essere infame, il significato reale sul vocabolario, e alla fine chiedo chi di loro pensava ancora che fosse un infame, e alza la mano uno che doveva tenere il punto, secondo me, non lo pensava più neanche in mazza, e dice: guarda, mi dispiace pure che ti ho detto questa cosa, ma che ti sei offesa, mi fa lui. Dico no, però ragioniamo insieme su questa cosa, perché secondo me hai fatto un'osservazione importante.
ed è quella se c'era l'amico tuo lì sotto o non c'era l'amico tuo. Ho detto, se continuiamo a ragionare, e questo vale anche per gli adulti, in questo veramente sono pazzeschi i giovani perché ti danno degli input per riflettere, no? Se noi continuiamo a ragionare in termini che se succede a noi allora è brutto, se succede all'altro e vabbè pazienza, è successo all'altro, l'ho passata liscia anche stavolta, secondo me non andiamo da nessuna parte, si dovrebbe recuperare un po' il senso della comunità, il senso che io faccio un sacrificio anche magari per voi, per lui e ognuno di noi, non io perché sono io, perché in realtà se io ci credo così fortemente in quello che faccio e se io detesto rimanere unica, diciamo il personaggio, io sono una persona, non sono un personaggio, per cui il senso diciamo del fastidio mio nel vedere la criminalità penso sia condiviso anche da voi, quindi se un pezzetto per uno ognuno di noi fa, e io questo spiegavo al ragazzo, oggi è capitato all'altro, se domani capitava a tua madre, tu eri contento che io avevo visto quello che avevano fatto a tua madre e mi rimettevo a dormire? Vabbè no, così no, allora uguale. No? Perché non sarà contento neanche la madre di quello che si è preso 30 coltellate, no? Nella fattispecie. Quindi ecco, riuscire comunque a, sia i giovani ma anche gli adulti, perché anche la speranza persa tra noi è tanta. E allora se io riesco con questa piccola, microscopica realtà che vi racconto a stuzzicare un po' anche la vostra voglia di dire, vabbè, sai che ti dico, tanto... Cioè, perdere peggio di così non può andare, quindi proviamo un po' a non girare la faccia per quello che vediamo, per quello che è possibile. Non è che uno chiede di andare a denunciare Totò Riina se lo vedi per strada o di prendere le cose a cuor leggero, però una condivisione, il discorso della legalità riguarda tutti e, come dire, la legalità è una libertà irrinunciabile. Perché senza la legalità non c'è libertà. Se io sono costretta a tenere la bocca tappata perché quello alza la voce o mi dice io ti sparo in testa, non è libertà, è mettere il bavaglio. Assolutamente. Proviamo ad affrontare, e poi io direi che potremmo anche poi consultare chi ci ha ascoltato fino adesso per vedere se vogliono aggiungere qualche cosa ai ragionamenti che abbiamo sviluppato, ma abbiamo sentito, e credo che sia chiaro a tutti, qual è il piano individuale sul quale si pone l'esperienza della donna, della giornalista e del cittadino poi alla fine. Proviamo a fare un ragionamento adesso sui giornali, perché i giornali sono uno strumento di diffusione di una informazione per quanto possibile chiara, completa e ipoteticamente libera. Lavorando in uno dei più grandi quotidiani del paese, qual è la considerazione che si può fare oggi sulla stampa italiana, sia nel modo con cui affronta queste specifiche tematiche, perché qui abbiamo un'esperienza straordinaria di un cronista di Nera che in realtà è diventato interprete di una sorta di battaglia, che è la battaglia sua, fatta però attraverso le pagine del giornale. Certo. Quindi evidentemente la forza di questa esperienza sta nel mix. Qual è il quadro generale della stampa italiana? La telecamera è accesa? Sì, penso di sì. Dunque, tutto solo, no scherzo. No, allora, il panorama per quanto mi riguarda è abbastanza triste. Nel senso, vi spiego, purtroppo il giornalismo italiano nasce come giornalismo politico e quindi tutto ruota intorno a quegli interessi, cioè si può decidere scientemente di distruggere una persona non congeniale alla corrente politica di un giornale, ribaltando la verità, ed è questa la cosa che mi fa più rabbia del mio mestiere e di quello che osservo da dentro. Sono sempre molto critica nei confronti della mia categoria, abolirei persino l'ordine e
la casta per quanto mi riguarda. Sono critica perché vedo che purtroppo non c'è la volontà di raccontare la verità, ma c'è la volontà di fare del sensazionalismo. Io questo non lo sopporto. Nell'inchiesta di Mafia Capitale, che sono 88.000 pagine, che io mi sono lette tutte portandole a casa anche la sera, proprio perché ovviamente la tematica non solo mi interessava, ma volevo comunque capire bene come stavano le cose. Faccio un esempio proprio che riguarda Repubblica. Il nome di Alemanno, questa ordinanza era in formato Word fortunatamente, cioè se tu inserivi una parola, tutte le volte che la incontravi nell'ordinanza è citato 1860 volte il nome di Alemanno. Marino si trova in 4 punti, con 2 suoi, sicuramente del suo staff, non scelti da lui, ma comunque che facevano parte della sua giunta, che avevano rapporti con Buzzi. Ecco, Repubblica è stata capace, tu dirai, ma come? Marino è il PD? Sì, ma non è il PD di Repubblica. È stata capace di trasformare un'ordinanza fascio-mafiosa, mi piace chiamarla così perché è tutta la giunta Alemanno, è molto concentrata lì, e poi c'è l'ultimo anno di Marino che ha avuto questi 2 colpevoli. Quando mi ha intervistato la Gruber mi dice perché i grillini dicono di scioglierlo per mafia. Io dico, per quanto mi riguarda non ci sono i presupposti, perché i 2 assessori di Marino sono indagati per corruzione e non per 416 bis. Dopodiché che devono andare a casa e possibilmente anche fuori dall'Italia, quello è un altro discorso, ma sciogliere un comune per mafia dove ci sono 2 indagati per corruzione non mi sembra leale politicamente. Che poi tutti invece, Repubblica per prima, abbiano ribaltato la cosa, quindi sembra un'inchiesta, diciamo, che coinvolge più Marino col PD che Alemanno. Ecco, questa è una cosa che io non sopporto, questa è una cosa del giornalismo italiano che non mi piace. Il Fatto Quotidiano, che è un giornale buono, che fa delle inchieste, adesso si è, come dire, messo sotto il guinzaglio del Movimento 5 Stelle, quindi fa tutte inchieste che riguardano qualsiasi cosa tranne il Movimento 5 Stelle, manca il suo dovere. Io quando mi capita di fare inchieste, perché oltre alla nera faccio anche giudiziaria, quindi seguo dei casi in cui ci sono implicati, indagati dei personaggi del PD, e il mio capo dice, guarda che quello è sempre stata una mia fonte, dico, allora è indagato per corruzione, non è che posso mettere sì per corruzione ma niente di serio, come lo metto che amico tu, cioè cosa dovrei scrivere? Sì, corruzione ma così, e invece quello del PDL, cioè non si fa così il giornalismo. E per fortuna, vi ripeto, il mio settore è quello un po' più libero da condizionamenti. Ecco, adesso con tutti questi indagati nella politica anche il capo ci sta attento, però ti posso dire, per quanto mi riguarda, se mi assegnano un pezzo e mi dicono questo lo devi scrivere così, ormai non me lo dicono neanche più, perché o io tolgo la firma o non lo faccio, perché se le carte dicono una cosa io devo raccontare quello che c'è scritto nelle carte, poi quando sto dentro l'urna voto che dico io e quello da cui mi sento più rappresentata, ma mentre scrivo io non posso prendere in giro l'intelligenza dei miei lettori. Capisci dove arriva il mio tentativo almeno di un giornalismo libero? E torniamo lì. Io rispetto a tal punto il lettore che se anche chi compra Repubblica so che si aspetta un certo tipo di articolo che magari dice vabbè se il PD ma purello, cioè il PD ma non è che l'hanno fatto proprio apposta, io non posso fare un articolo del genere, non lo posso fare in nome del giornalismo che voglio fare, e infatti tra poco mi licenzieranno, no scherzo, no, penso di no. No, non credo. Però comunque non è molto roseo il panorama. Io anche in televisione vado poco proprio perché non mi piace la rappresentazione delle notizie. Se io avessi cominciato ad andare nei talk show mi avrebbero trasformato nel giro di pochi mesi nel Saviano in gonnella, per cui io non scelgo di andare in televisione per parlare sicuramente dei casi di cui mi sono occupata, la vita in diretta, che c'è una mia amica tra gli autori, ti prego dai, e va bene, non la amo particolarmente quella trasmissione, ma vado quando mi chiamano per fatti, ma per parlare di me no, perché chi poi è abituato a stare su un giornale sta sempre dietro le quinte. Per me, io faccio difficoltà anche se sembro sciolta a parlare di me, però mi metto in gioco quando penso che ne valga la pena, quando penso che un confronto possa risvegliare qualcosa. Se poi non funziona, almeno posso dire di averci provato, no? Credo che anche qui effettivamente
Io penso che questa sorta di conversazione, siamo riusciti a mettere a fuoco tante cose, tantissimi argomenti, in realtà è stata una straordinaria parentesi su una visione dell'Italia che ci viene testimoniata attraverso un'esperienza specifica romanissima, ma ahimè oggi Roma è specchio di tante cose che succedono nel nostro paese. Anche il nord è così. Oh, ma guardi, non vi sono dubbi e dicevo, dobbiamo tenere presente che ormai gli allarmi rispetto a questo stesso intervento del procuratore della Repubblica, del procuratore antimafia, diceva che in un sistema di allarme da 1 a 5 della infiltrazione e della contaminazione, quindi del rischio sostanzialmente, la valutazione che si può fare della realtà del nord-est è fra 6 e 7. Quindi diciamo che ormai è un fatto, non è un'ipotesi, non è un teorema. Quindi stiamo ascoltando testimonianze macro di una realtà alla quale il nostro mondo quotidiano non è estraneo. Ed è la testimonianza di una persona libera che agisce attraverso un grande giornale, che cerca di essere libero come può, mettiamola così. Sì, no, per carità, ora. E considerato che viviamo in un momento particolarmente difficile che proprio consente che vengano a galla tutte queste cose, perché ormai si è superato, si è doppiato il limite, cioè il limite della tollerabilità in condizioni ordinarie è superato. Tangentopoli nel 1992 è esplosa perché il comportamento degli interpreti aveva superato la decenza. Certo. Questa pentola si sta scoperchiando perché è diventata esplosiva, cioè una pentola a pressione che ormai... Peccato si debba arrivare sempre al limite, però... È vero, no? Io penso che a questo punto, Paolo, non ti vedo bene perché ho la luce contro, ma potremmo anche... Diamo la parola al pubblico. Al pubblico. Al pubblico e a coloro che desiderano intervenire. Sì, buonasera. Intanto l'ammiro vivamente come giornalista e come donna per quello che sta facendo. E poi volevo chiederle una curiosità. Lei prima diceva che ha avuto un'esperienza, si è calata nei panni di una escort, Sì, giusto? sì. E com'è andata quell'esperienza? Allora, guardi, per la gioia di mio marito che ha molto approvato e apprezzato questa mia... No, allora, il problema è questo, io volevo arrivare naturalmente da Berlusconi, quindi il giornale mi dà 1.000 euro per fare un servizio fotografico come Dio comanda, con il book, insomma tutto, ovviamente camuffiamo su misure, cose, anche perché anche l'età, insomma avevo 34 anni, quindi abbiamo messo 29, insomma poi tutta la pelle tirata, non dico che Photoshop a 1000, e riesco ad arrivare a una signora che si chiama Maria Pia Lettini, che finì nell'inchiesta Vallettopoli di Milano. Questa era una di Bari che gestiva tutto il giro delle prostitute della televisione, cose del genere per i politici di Milano, e questa si era trasferita a Roma. Beh, non le dico, la parte ludica è stata, prima di arrivare a lei ho girato 8 mesi agenzie, cose a caccia di quella giusta che mi portasse dai politici, mi hanno fatto fare le cose più assurde, tipo per dimostrare, diciamo, di essere delle imprese serie, mi mettevano su dei palchetti con la luce puntata sopra, dice adesso canta una canzone che ti pare ballandola. Io faccio, ovviamente quando fai le cose e non ti interessa il risultato ti lasci andare, per cui io adoro i Led Zeppelin e comincio a cantare una canzone di Led Zeppelin, soprattutto rock, infatti è scartata, capito, così vabbè, arrivederci, avevo capito che erano mezzi truffatori, insomma riesco ad arrivare da questa, riporto il mio book e lei dice ma sì, guarda, ti faccio sapere. E mi comincia a dire che però era, diciamo, gente della regione, dice tu insomma ti sai comportare, vedo che insomma sei anche un po' simpatica, quindi però li devi divertire fino a che punto sei disposto, e tu guarda, il mio scopo è andare in televisione, anche a uomini e donne.
anzi quello è proprio il traguardo, per cui sono disposta a qualsiasi cosa per andare a Uomini e Donne, perché proprio c'ho la passione, mi piace proprio la definitura, vuoi fare la tronista, no? E allora questa tipa dice, ma guarda, secondo me, anche se insomma sei un po' vecchiotta, però ce la possiamo fare, dice, sta festa c'è Brunetta, dico, vabbè certo, anche simpatico peraltro, no? Ma non mi dicono, per cui più a vederlo insomma coi tacchi, però se mi dice guarda sta lì io abbasso lo vedo. Era tutto fatto, vado su dai vice direttori che mi avevano dato loro 8 mesi prima i soldi per fare tutto, a girare, a fare questa inchiesta sul campo. C'è Giannini, quello che adesso fa Ballarò, e dice certo però di guarda è fatta perché devo andare al festino, c'è fra 10 giorni, mi ha detto ma devo andare vestita, i capelli, le cose, c'è pure Brunetta, poi se vado bene Arcore sicuro. E mi fa certo però come facciamo? A questo punto voglio dire, poi sembra che noi mandiamo la concorrenza perché siamo comunque di una certa area lì, e dico scusami Massimo, mi faccio il vice direttore, cioè, non me lo puoi dire 9 mesi fa, ho fatto la cretina sul palco a cantare le Zeppelin, cioè la finta tronista, e quindi arrivati al festino, cioè al giorno del festino mi hanno fatto fare un passo indietro, dice raccontiamo tutto quello che è stato fino adesso, il fatto che sei comunque stata ingaggiata per una festa, che volendo potevi fare il salto ma non mi hanno fatto entrare dentro per la gioia di mio marito, dice, e se ti mettono poi la mano sul sedere che fai? Pazienza, è lavoro, amore mio, fa l'infiltrato, vabbè adesso poi scherzando, però insomma mi hanno stoppato prima in quell'inchiesta, sì, anche le armi mi hanno stoppato, ero già pronta con l'albanese per comprare con 5.000 euro un Kalashnikov, una bomba a mano e una carabina, che mi ero già sentita col questore di guarda Francesco io fare questa cosa, ma io sei matta, non mi dici per telefono, faceva tipo così, non ti sento, dico no senti, dico guarda io non le prendo non avendo il porto d'armi, non hai capito, la granata è un'arma da guerra, anche se c'è il porto d'armi ti arrestiamo, dico io ti metto solo il borsone e ti dico dove, però fammela fare, ti prego convinci gli avvocati del giornale, perché non volevano, dice ma adesso se ci becca veramente la polizia con le armi, vagliela a dire, no? Come quando negli anni 60 beccavano i giornalisti nelle case chiuse, diceva ma sono giornalista, sta a fare inchiesta, sì, no, vagliela a spiegare che c'è una carabina, un Kalashnikov, no? E infatti l'albanese si arrabbiò molto, mi fece girare e staccare la batteria del cellulare, tu madame puttana, faceva tipo no guarda adesso stai calmo, comunque te li porto i soldi, cioè non è domani ma vedrai che in qualche modo li rimedio questi, io ho già avvisato tutti così, però poi abbiamo raccontato in 5 puntate, ho visto un mondo lì con gli albani, con queste armi, c'era un appartamento alla Balduina che è un quartiere ricchissimo di Roma, dove avevano un cavò dentro, tipo proprio sai la cassaforte quella, la apri e entra dentro e c'era pieno di granate, mitra, e c'era questo albanese tutto, insomma, mentre cenavamo a tavola, questo ovviamente super ricco, no? Perché gestiva questa arma. A un certo punto sento botte così, io, ma che succede? Gli faccio a quello che era l'unico che sapeva che io ero una giornalista e io fingevo di essere la donna di questo boss. E mi dice, ma niente, stanno picchiando una puttana. Dice, dico, scusa, cioè, ma senti che urli, dico, ma ti pare normale? Faccio, lui fa, vuoi fare una cosa o vuoi andare a salvare lei così? Dico, e allora dentro di me ho pensato, adesso io mi segno bene questo indirizzo, quando finirà questa maledetta inchiesta, ovviamente c'è anche le botte di sta ragazza, ma degli urli, guardate, delle cose che veramente a raccontarle forse non si rende l'emozione che vivi quando stai in queste realtà, no? Che fai l'infiltrata, stai in un mondo che non ti appartiene ma lo vuoi raccontare fino in fondo. E infatti con quell'inchiesta vinsi il premio giornalistico miglior cronista dell'anno, perché fu una cosa molto 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 ben fatta, molto, molto rischiosa, e mi lasciò proprio tanto amaro in bocca, perché proprio una crudeltà, una non considerazione. Una sera uno si era fissato a una cena che io gli devo lavare i piedi. Io si dice, guarda, dico, che sta dicendo? Che 3 ore che mi guarda e parla e non capisco. Dice, no, vuole che gli lavi i piedi. Dico, perché gli devo lavare i piedi? Dice, perché sei fissato che sei un po' troppo, dunque la traduzione autoritaria, nel senso comandi troppo per i gusti suoi, quindi ti deve sottomettere di lavare i piedi. Dico, andiamo, va, dico, mi ci manca solo di lavare i piedi al bombarolo della Balduina, poi ho fatte tutte, insomma. E questo è.
Altre domande? Ah, ecco. Sì, volevo chiederle questo, se all'origine di questo intreccio che vede criminalità e affarismo c'è sì proprio un disinteresse, un'indifferenza per le regole, oppure questa grossa voracità, questa smania di arricchirsi e di potere, ma se anche c'entra in un certo modo la politica, nel senso che è cambiato il modo di fare politica, quindi una certa causa ricade anche sulla classe politica. Mi spiego, mentre un tempo la politica era affidata ai partiti che erano visti come organismi collettivi presenti sul territorio, adesso per buona parte la politica, diciamo, è frutto di una competizione sfrenata, individuale, ecco, che porta quindi a una concorrenza tra i vari candidati. Lo vediamo già come le primarie siano degenerate, da un momento alto così di scelta, di fatto sono una vera e propria degenerazione, per cui si ricorre a tutti gli escamotage e si ingaggiano anche altre persone estranee al mondo, diciamo, del partito che è in questo caso, diciamo, interessato. Ecco, e soprattutto ci sono costi altissimi, per cui ormai, giustamente diceva prima Ciani, è venuto meno dal 2012 il finanziamento pubblico, ma anche il tesseramento ormai rende poco, a parte che le tessere sono in calo, per cui darà un 3-4%. Ecco, il resto deve essere recuperato fuori, quindi con costi elevati anche perché una campagna costa, perché la campagna adesso è scientifica, nel senso che è condotta con i consulenti dei sondaggi, del marketing, dell'immagine. Ecco, per cui non si rischia, proprio perché la competizione è improntata all'individualismo, ecco, senza alcun controllo così collettivo da parte del territorio, di un organismo più vasto che faccia da filtro, ecco, che questo porti poi a tessere delle relazioni, ecco, così spregiudicate e che espongono quindi al rischio di contatti incauti e quindi esigono una contropartita poi in affari che devono essere restituiti. Ecco, cosa ne pensa e quale possa essere l'antidoto a questo, visto che ormai speculiamo su tutte le disgrazie, su tutte le emergenze, per cui la Camorra ha approfittato delle immondizie di Napoli e si è approfittato anche in Roma, mafia capitale, di tutta quella che è la grande tragedia dell'immigrazione di Mare Nostrum. Allora, al primo quesito le rispondo basandomi sulle carte e quindi mi astengo dal dare un mio giudizio e le rispondo in base a una verità giudiziaria che poi è emerso molto bene in Mafia Capitale. C'è proprio un passaggio in cui il GIP chiama questa cosa che le sto per dire il meccanismo la nuova strategia Buzzi. Allora, siccome diciamo prima c'era uno scambio consenso elettorale nel municipio, quindi loro li prendevano da piccoletti e poi se li ritrovavano sindaco di Roma, quindi rispolveravano queste antiche amicizie portando, diciamo, elettorato, no? Poi c'è stata questa nuova cosa, questa nuova strategia che prevedeva che su ogni appalto venisse dato al politico dal 3 al 4% e Turella, che è un consigliere comunale, a un certo punto dice: guarda che se passa questa cosa è proprio una figata, dice lui, intercettato dalle forze dell'ordine. Mi piace proprio questa cosa. Quindi io, per rispondere alla sua prima domanda, penso che i due problemi siano i soldi e il potere. Questo fa sì che chi entra in politica ormai sembra che non possa più rinunciare a queste due cose, sembra non essere più mosso da quello che è, voglio dire, un sentimento autentico di mettersi al servizio del popolo e fare per il popolo e dunque per se stesso, in seconda battuta, cioè per se stesso in quanto membro e facente parte di una collettività. Quindi in virtù di queste due cose che abbiamo ritrovato nella recentissima inchiesta che dimostra quanto siano poi unite e quanto siano a braccetto, io penso, ma sono forse drastica in questo, che la soluzione sia mettere il politico a 1.200 euro al mese e basta. Cioè, e voglio vedere quante persone gli viene in mente di fare il politico, di candidarsi, perché questa è una considerazione assolutamente personale, però io penso, alla luce di quello che è diventato
questo intreccio pericolosissimo, per cui poi può anche succedere, come è successo per esempio, rimanendo sempre ad Alemanno, che abbia affidato una consulenza esterna alle politiche sociali, quindi campi rom, questa roba qui, all'Altarulo, che era quello che andava a mettere le bombe agli zingari durante la banda della Magliana. Allora io dico, il rischio è anche che 3-4% in base all'appalto ricevuto, Buzzi, prima o dopo, o uno di quei o Carminati, poteva diventare assessore alla legalità. Per questo giro sempre di potere, perché poi il potere, il fatto di decidere dove mettere e dove spostare una persona, ti dà appunto un ruolo decisionale per cui tutti pendono dalle tue labbra. Ora forse la sto mettendo semplice, però si capisce, cioè forse la faccio, però è esattamente così, forse sono troppo cruda io nel raccontarvi le cose, però purtroppo è così, è inutile fare giri di parole. E quindi secondo me la soluzione è quella di dire da oggi in poi chi entra a fare l'assessore guadagna 1.500 euro, che è un buono stipendio, non sarà, voglio vedere quante persone decidono di entrare in politica. Solo così secondo me si può scoraggiare chi pensa di usufruire della cena elettorale, dell'auto blu, di tutti i benefit che ha, e entra lì e perde di vista il suo obiettivo. C'hai troppa ricchezza, c'hai troppe cose che ti fanno perdere di vista la collettività e pensare al tuo benessere. Quindi dobbiamo togliere il benessere, infatti non mi faranno mai e io mi leader permetto politico. di aggiungere una cosa a questo ragionamento che è assolutamente condivisibile e purtroppo attualissimo. Sono i ragionamenti che vengono dal fronte questi, perché è dal fronte che si riesce a avere una visione nitida di questo tipo, e anche bisogna stare attenti alla deriva efficientista. La deriva efficientista porta che è il nostro modo di europeizzarci, il nostro modo di globalizzarci da italiani, è quello di tentare di diventare efficienti. Ma se nel nostro modo di vedere queste cose molto spesso vuol dire che diventiamo autoritari e concentriamo nelle mani di pochi le decisioni, con un HCCP del rischio che si allarga in modo esponenziale. Altre domande? Intanto grazie come donna proprio, perché penso che in questo momento storico forse c'è bisogno di una donna proprio, perché ho sentito il dottor Ciani, che però è più scoraggiato, chissà, forse perché loro hanno fatto la storia, no? E quindi adesso forse tocca a noi dare un input di novità, ecco, se non altro, e di coraggio soprattutto per quello che stai facendo. Sì, noi siamo in un momento, faccio delle considerazioni, siamo in un momento storico, ma non solo, in cui di sicuro non ci accorgiamo, il popolo italiano non si accorge della gravità in cui la mafia ci assoggetta, no? Cioè leggiamo questi articoli spaventosi sull'ISIS, quando l'ISIS è a casa nostra. Se permettiamo alla mafia di condannare a morte un magistrato, l'ISIS è a casa nostra per quanto mi riguarda. E non lo vogliamo vedere, ecco, questo è che una giornalista o un magistrato debbano stare sotto scorta, vuol dire che non siamo in una democrazia, ecco, perché dovrebbero essere loro sotto scorta, se proprio vogliamo. Costa anche meno tenere uno dietro le sbarre che pagare a me la macchina blindata, esatto. Se vogliamo proprio fare i conti della serva. Esatto. No? Ecco, io a questo punto ti chiedo invece per un futuro di fare, se può essere interessante, una inchiesta invece sul femminicidio, per capire se secondo me a questo punto sia quasi un progetto politico, perché c'è quello che tu hai detto prima, è venuto, io sono in questo momento perseguitata da 4 anni degli albanesi, ma insomma
e quindi ho una libertà decisamente limitata. Però Seguitata come stalking? sì, assolutamente sì. Con denuncia, ma insomma, ma non è così semplice. E sono arrivata al punto che già però mi alleggiava che ci sia una volontà, cioè che quello che gli articoli, ad esempio, da parte dell'Islam sulle donne vi renderemo schiave, non sia poi così lontana. C'è secondo me questa volontà e oltre a questo io sto vedendo di prendere delle notizie, ma anche qui sul nostro territorio sui femminicidi ci sono state delle indagini assolutamente poco accurate e secondo me è una parola anche troppo poco adatta, ecco. Per cui ho come questa sensazione che in realtà ci sia una volontà, ecco, non è solo dettata da quello che si è sempre detto, una difficoltà, diciamo, dell'altro genere a rapportarsi a una donna nuova. Ma ci sia come una volontà di altro tipo. Allora ti chiedo se per caso Io ho fatto il mio secondo libro proprio sullo stalking, si chiama Rose al veleno ed è una sorta di spoon river di vari casi accaduti, quindi dalla Multari, come si chiama lui, quello di Sanremo, Delfino, lui quel mezzo pazzo che comunque diciamo che per molto tempo, poi quando andavo in giro comunque a confrontarmi, a fare dibattiti sul tema, io ho detto esattamente quello che stai dicendo tu, ti do del tu perché me l'hai dato. Secondo me c'è questa non accettazione dell'emancipazione della donna, quindi è proprio un discorso antropologico che c'è dietro, però tanto che la legge chi la fa? Per quanto è, però l'ha fatto una donna, la Carfagna, no? Credo che ci sia una sottovalutazione anche perché nelle forze dell'ordine, è vero che anche nei carabinieri ora sono entrate donne, però anche lì non c'è una preparazione culturale nell'accogliere una donna che va a fare denuncia e c'è una sottovalutazione del pericolo prima, cioè quante denunce una donna deve fare prima che sia presa in considerazione la gravità di quello che sta avvenendo, perché lì è un attimo, cioè passare dalla minaccia alla morte è un attimo, perché sono raptus di rabbia, sono emozioni che non sanno gestire chi arriva a commettere questi reati contro quella che ritiene essere sua donna. C'è quindi tutto un discorso di possesso. Ora legarlo alla politica mi hai dato uno spunto, però che ci sia una progettualità proprio politica no, secondo me è più incompetenza, che forse è peggio ancora, perché laddove c'è un progetto ci si può discutere, laddove c'è intelligenza ci può essere comunque un dibattito, quando c'è incompetenza e non volontà, diciamo, di capire, di andare fino in fondo, lì forse è anche più grave di una progettualità. Comunque io sul tema sono molto 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 attenta, quindi se hai voglia, io ho una pagina su Facebook per esempio, di scrivermi, ci teniamo in contatto e vediamo anche questo caso se si può. Grazie. E poi il ragazzo lì. Buonasera, mi chiamo Mauro Michelizza. Io vorrei riferire dei fatti, poi le domande non so se verranno, ma riguardo al business degli immigrati, a me è giunta notizia che qui in Friuli dovrebbero essere intorno ai 2000, o comunque quando mi è giunta notizia erano 2000, e in un centro di accoglienza vengono richiesti 10 euro che vengono girati a un'organizzazione assistenziale. In sostanza c'è un giro di soldi in nero, moltiplicato 2000 teste fanno 20.000 euro al giorno, quindi i numeri non sono di poco conto. Comunque, ma venduti in che senso? La somma che viene versata per queste persone, chi li gestisce deve girare questi 10 euro. E allora il mio problema è questo: io sono sicuramente